Ci sono persone che anche nelle peggiori situazioni non cedono al male che le circonda, che anche nelle situazioni più estreme mantengono un ruolo di guida e aiuto per gli altri. Le loro storie sono spesso sconosciute. Una di queste è la vita di Torquato Fraccon. Torquato nasce a Pontecchio Polesine, in provincia di Rovigo, il 29 dicembre 1887. Combatte nella Prima Guerra Mondiale sul Monte Pasubio e dopo la guerra lavora presso il Credito Polesano a Rovigo. Nell'ottobre del 1921 sposa Isabella Ghirardato e insieme hanno 3 figli, Graziella, Franco e Letizia. La loro è una famiglia unita. Torquato è un padre premuroso che, come racconta la figlia Graziella, accompagna ogni mattina i figli a scuola. Iscritto al Partito Popolare, nel 1925 è costretto a trasferirsi a Vicenza per la chiusura della banca in cui lavora, ma soprattutto delle minacce e degli attacchi fisici da parte fascista. Osteggia infatti apertamente il regime. A Vicenza lavora presso la Banca Cattolica del Veneto, che ha sede presso Palazzo Leoni Montanari, in contrada Santa Corona 25, Vicenza. La fede cattolica e la forza di carattere erano 2 dei dati fondamentali di Torquato. Grazie al ruolo di intermediario di Barolini, Fraccon, già esponente dell'antifascismo cattolico, stringe rapporti con l'antifascismo laico e diviene presto una delle figure più importanti a livello provinciale per la democrazia cristiana. Fraccon viene descritto dai suoi amici e collaboratori come un uomo maturo e allegro, che rappresenta una sorta di figura paterna e autorevole da cui prendere esempio. La sua casa, situata in strada della Commenda, sui colli a sud di Vicenza, diventa un vero e proprio rifugio per i perseguitati e una base per pianificare le azioni della resistenza. Torquato lavora per dare alloggio ai perseguitati, procura abiti ai partigiani e quando iniziano le persecuzioni contro gli ebrei decide di aiutarli a espatriare fornendo carte d'identità false. Organizza un sistema di alloggi sempre disponibili e si occupa degli spostamenti verso il mare e verso la Svizzera. Inoltre bada che gli espatri avvengano con la minima spesa e con le migliori condizioni possibili. Grazie al suo aiuto molti ebrei riuscirono a fuggire in Svizzera. Fra le persone salvate ci sono il professor Giulio Reichenbach, docente di letteratura italiana al liceo di Rovigo e all'Università di Padova, la moglie Adriana e i figli Ida, Gustavo e Alberto, i quali inizialmente rimangono nascosti in un rifugio, in seguito sono aiutati a fuggire clandestinamente. Sono loro che, sopravvissuti, testimonieranno a favore dell'impegno di Fraccon. A collaborare alla rete di salvataggio vi sono anche l'alpinista Gino Soldà e Luigi Massignan, che si occupano del lato pratico degli espatri, guidano i fuggiti fino ai confini italiani, attraverso le zone montane. Entrai in relazione con Torquato Fraccon nel novembre 1943 per la sistemazione di alcuni ebrei. Egli se ne interessò immediatamente ed organizzò il loro espatrio in Svizzera. La sera stabilita ci trovammo alla stazione di Vicenza, dove impartì ai partenti le ultime istruzioni salutandoli affettuosamente. Nel gennaio del 1944 Fraccon viene arrestato e dopo essere stato liberato a marzo dello stesso anno riprende l'attività clandestina. Continua a far scappare ebrei e prigionieri inglesi, ha contatti con il comitato regionale a Venezia, Padova e Treviso, stampa foto per false carte d'identità a Vicenza e procura denaro, viveri, vestiti e medicinali alle formazioni partigiane in montagna, in particolare al battaglione autonomo Valdagno. La mattina del 26 ottobre 1944 l'intera famiglia Fraccon viene arrestata dalle SS. Torquato e Franco vengono violentemente interrogati, venendo bastonati e seviziati, ma non rilasciano informazioni. Dopo un periodo trascorso alle carceri di San Biagio di Vicenza, Torquato e suo figlio vengono deportati dapprima nel lager di Bolzano Gries e quindi a Mauthausen. Ricevono rispettivamente il numero 115519 e 115518. Condivide con loro questa sorte anche Luigi Massignan, uno degli ultimi a vedere in vita Torquato Fraccon. Dopo mesi di violenze, privazioni e durissime condizioni di vita in lager, Massignan riconosce Torquato fra i feriti dell'infermeria. Lo ritrovai all'ospedale il 5 maggio, il giorno dell'arrivo degli americani. Era steso sulla prima cuccetta, riservata ai più gravi, sopra una tela cerata e ricoperto da una camicia logora. Era molto dimagretto, pallido, sul suo volto spiccavano 2 grandi occhi luccicanti. Dapprima stentai a riconoscerlo, poi avvicinatomi scavalcando un mucchio di cadaveri accatastato lì vicino, lo ravvisai e piangemmo abbracciati assieme. Era come assorto in pensieri profondi, non disse una parola che significasse speranza, o lamento o previsione di una fine. Torquato Fraccon muore l'8 maggio del 1945, seguendo la sorte del figlio, morto pochi giorni prima. L'esempio rappresentato da Torquato Fraccon, riconosciuto giusto tra le nazioni nel 1978,
è di grande ispirazione e insegnamento per i giovani di oggi, in quanto dimostra responsabilità e coraggio nell'affrontare le scelte che ci impone il vivere civile. Fracone ha deciso, nonostante il rischio, di opporsi al regime e seguire di conseguenza i suoi principi morali, mantenendo sempre un atteggiamento fiducioso e ottimista. Quest'uomo ha aiutato moltissimi ebrei e ha portato avanti l'impegno intrapreso pagando con la propria vita. Inoltre, non si è limitato ad aiutare le persone in difficoltà, ma ha cercato di coinvolgere apertamente, attraverso la sua azione, anche gli altri. In una società in cui è facile che vinca l'indifferenza e l'obbedienza a leggi immorali, Fracon ci insegna per intraprendere la strada più difficile, fare una scelta.